c'era partita la pubblicità perché eravamo in uno straritardo, bozza. Sì, sono anch'io consigliere oltre regionale anche nel comune di Monselice e sono spesso purtroppo nell'ufficio preposto del sociale. Purtroppo. E vengono tutti a chiedere di pagare la bolletta della luce, dell'acqua, del gas, della scossione della macchina, del bollo, altrimenti non possono andare a lavorare e quant'altro. Ho sentito tante belle cose dall'assessore di Padova, ma con quali soldi? Dobbiamo essere molto realistici, quali soldi possiamo intervenire? Non ci sono entrate nei comuni, pochissime. Abbiamo gente a casa da lavoro a 0 ore, a reddito zero. Allora io dico, siccome che so che la regione qualcosina potrebbe ancora dare il sociale, perché non è solo la casa di riposo, ma è anche la famiglia, quella famiglia che oggi ha 30-40 anni e non è più in grado invece di dare soldi, anche se sono tanti, a sagre, a fuochi d'artificio, alle feste di AUA e quant'altro, dicano agli assessori, purtroppo agli assessori di farsi carico tramite finanziamenti e sponsor. E questi soldi, in un momento come questo, che veramente è un momento molto forte, Quindi ripartizione diversa delle risorse. di dare questi, anche se sono pochi milioni, di darli. Santino. Devi dirlo ai Consiglio di maggioranza. Ma io guarda che con i miei assessori, con questa giunta, io non ci vado d'accordo. Io non sto andando d'accordo, perché avrò molte cose da dire in questa campagna elettorale. Perché attaccherò questa giunta, che non è che mi vada bene tutto, anzi vorrei dire quasi niente. È proprio in questo senso. È proprio in questo tanto il senso. finanziamento, la promozione, è proprio in questo 150.000 senso. euro per promuovere la carne di vitello a Bibbione, certa roba che È proprio in questo senso. Un po'. Bracci roventi, ecco, riprendendo bracci quando roventi. ci ha sposato, approvo di la parola Senigallia se non sbaglio, no, Valde Gamberi. Siamo intercambiabili. Eravate intercambiabili. Guarda male l'assessore di Padova. Prego. La domanda sua, carcere, perché tolgono questi soldi? Io non sapevo che avessero interrotto questi progetti, ma è un delitto. Sì. Perché oggi sicurezza non è solo mettere telecamere. In carcere, il carcere ha una funzione sì per scontare la pena, ma anche per rieducare a non commettere più reato, perché meno male, quando andavo a fare le visite del carcere, dicevano meno male le carceri ci vengono fuori questo tardi, e se viene fuori una persona che è formata e rieducata al senso del lavoro, del rispetto, eccetera, evitiamo poi di avere ulteriori costi. Solo pochi tornano lì, sarebbe irriducibile. È collegato. Ma noi dobbiamo non si capisce perché l'investimento, sì, prego. Sì. Sostanzialmente viene meno in pratica quelle attività tipo la cucina, la ristorazione, altre attività, giardinaggio, vengono tolte a queste cooperative che coinvolgevano e vengono gestiti direttamente dallo Stato. In che forma? Dal Ministero della Giustizia. Forse c'è stato, sì, ma questo è un po' il neocentralismo che sta facendo anche questo governo, dove c'è un ritorno ad accentrare poi mega appalti, perché forse sono i casi di Roma, purtroppo, io credo mi diceva prima Senigallia che i fatti sono successi a Roma di corruzione. Fai il mio megafono. E quando qua si fa tu il megafono, vedo, ti interpreto anche il pensiero. Diciamo che purtroppo se c'è uno che lavora male, spesse volte riscontriamo i problemi, la corruzione che c'è in certe parti a Roma non è la prima volta, poi si ripercuote che sugli esempi positivi, che ne so, di Padova, di Verona, dove ci sono gli esempi egregi di gestione sussidiaria all'interno delle carceri. Abbiamo esempi bellissimi che sono spesso apparsi anche in trasmissioni televisive. E per me questi esempi qua, questi modelli qua veneti all'interno vanno rafforzati e lì si fa sicurezza. Investire risorse della sicurezza significa appunto fare anche questo. Infatti la richiesta domani sarà quella di una proroga di un mese per andare a distinguere le convenzioni carcere per carcere, perché è vero che a Roma c'era una cooperativa che ha utilizzato gli ex carcerati e il lavoro all'interno del carcere in un modo assolutamente inappropriato, però qui si è sempre stato fatto un lavoro molto positivo, molto buono. In Italia mancano i controlli in senso generale. Caso per caso, non generalizzare, perché è chiaro che tu stacchi con una convenzione perché vuoi fare la gara oppure puoi gestire direttamente per evitare vuoi fare ogni anno un fascio perché butti via per uno che ha sbagliato. Chiediamo la proroga di un mese, che ci sia un accertamento se le cose vanno bene, perché doverle cambiare, perché la recidiva, come dicevi prima, diminuisce, ma perché c'è la presa in carico della persona. Oltre al lavoro c'è anche la formazione, c'è anche tutto un percorso che poi serve nel momento in cui vai fuori e trovi un posto di lavoro. Perché la recidiva diminuisce? Perché quando sei
sei andato fuori hai solo quella il capacità 3% lavorativa di coloro che sono impegnati poi torna a delinquere. In questa Però nostra Italia la rieducazione non è nella cultura prevalente. È che questo è un modello virtuoso, pensiamo per esempio all'esperienza all'interno del carcere di Padova, è un modello virtuoso che vede paradossalmente l'appoggio di tutte le forze politiche, quindi questo dimostra la sordità del governo centrale a quelle che sono le istanze del territorio, lì dove il territorio e tutte le forze politiche dicono c'è un'esperienza virtuosa, nulla da fare. Forse perché altrove in Italia non è stato così virtuoso. Anche per la bontà della pasticceria, perché la pasticceria che fanno... Io mangio tutti gli anni il panettone Giotto, bello colorato, con tutte le illustrazioni delle scene. Ma mi piace anche ricordare che questa è l'esperienza appunto non solo della Giotto, ma comunque l'assessorato ai servizi sociali, e il consigliere Sinigaglia lo sa, ha anche un progetto carcere, quindi è attivo all'interno del carcere, proprio perché la pena dovrebbe tendere alla rieducazione del condannato. È un impegno quindi sociale, svolge anche in questo senso una funzione di sicurezza. Come mai il governo centrale anche questo è sordo anche di fronte o cieco di fronte a questi modelli virtuosi? Perché forse ne davanti questo è davvero inaccettabile. Secondo me non li vede proprio. Ed vorrei chiederlo a Renzi il perché. Perché quando c'è un esempio negativo va il rischio di buttare via e forse perché quelli positivi non urlano a sufficienza, ma perché quelli positivi secondo me non lo dicono a voce alta e pochi lo sanno, questo è un altro problema. Elena, posso fare sul carcere? Io andavo, accoglievo la proposta di Pannella, no? Che ci diceva di andare a Ferragosto delle carceri, così. Non solo a Ferragosto, anche ho avuto altre occasioni di andare a visitare i due palazzi. Allora, sicuramente è positiva questa esperienza appunto del lavoro, però diciamoci la verità, non è che fosse possibile a tutti, anche là ci sono le preferenze, tu sì, tu no, e no, diciamo con dei criteri oggettivi. No. E poi, come facciamo a, vogliamo dire, redimere o che cosa queste persone, se poi quando tornano a dormire, quando tornano in camera, chiamiamo la camera, abbiamo delle stanze dove dormono 13 persone, sì, certo. E non solo, è che dentro hanno il bagno, che naturalmente fuori c'è l'occhiolino per guardare dentro cosa fanno, non solo. A fianco, qui c'è il water, qui c'è il lavandino, tra il water e il lavandino hanno il fornello. Sì, le condizioni. Voglio dire... Sì, ci sono tante cose allora, su cui lavorare. Qual è la cosa che voglio ribadire, quello che dicevo anche prima? L'errore sta nel continuare a centralizzare, ricentralizzare. Stiamo assistendo, con Renzi in modo particolare, ad una forma di ricentralizzazione di tutte le cose, di tutte le realtà, di tutte le soluzioni. Perché non possiamo scegliere noi in Veneto come seguire, come portare avanti il discorso delle carceri, il discorso degli anziani, dei bambini, della scuola. Anche qua altro bellissimo. Allora, siccome siamo proprio anche noi qualche esempio più positivo, tipo spendere un po' meno per il Mose, magari avremo più credibilità per chiedere di gestire la performance delle regioni in Italia non sono state splendide sicuramente, però a fronte, perché sulla sanità io facevo parte anche della commissione sanità, va bene, abbiamo visto di quelle cose a Reggio Calabria e tutto giù di là, non c'erano bilanci da 20 anni ed è chiaro che poi perché vengono tagliati i finanziamenti in Veneto o comunque altrove al nord, perché bisogna ripianare tutte quelle voragini, vero? Allora, Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata, eccetera, eccetera. Cioè, siamo in chiusura. Ma anche le voragini delle stesse regioni del nord, però mai come quelle del sud. Sì, volevo solo dire che anche a livello che l'esperienza carceri, e che se ne dica, perché poi ci sono persone che dicono noi non dobbiamo andare a investire sulla formazione di coloro che hanno fatto dei reati, c'è tutto insomma, a livello imprenditoriale l'esperienza del carcere dei Due Palazzi ha portato per esempio una nota azienda padovana di borse, di valigie che produceva in Croazia, che aveva uno scarto di produzione del 20%, l'ha portata in carcere con uno scarto di produzione quasi allo zero, quindi c'era anche un'efficienza dal punto di vista produttivo, quindi un'esperienza positiva. Speriamo che questa richiesta a livello regionale, mi sembra di capire, viene portata di chiedere la proroga. Penso ci saranno diversi consiglieri anche parlamentari per fare questa richiesta, insomma. So che ci sono diverse interrogazioni anche in Parlamento per bloccare questa... Adesso su Padova com'è la situazione, giusto per su Due Palazzi, com'è la situazione adesso? Perché proprio la convenzione scadeva proprio
sono ieri. Ma magari dedicheremo una puntata, perché se no... L'ultimo ognuno ha le sue curiosità. Quindi dopodomani. Allora, siamo in chiusura. Io vorrei, Rita Turati, tirando per le conclusioni, una richiesta da fare, qualcosa, un'osservazione in chiusura. Io torno su un punto che diceva l'assessore di Padova, che quando poneva il tema della coesione sociale e del fatto che appunto le necessità sono molteplici, che vanno oltre gli anziani. Io sono assolutamente d'accordo, anche se il mio lavoro è quello di rappresentare i pensionati, e le assicuro che anche qui le diseguaglianze sono aumentate ferocemente e non siamo più quelli di una volta, okay? Il nostro potere d'acquisto. Allora, proprio perché a rischio è la coesione sociale, la capacità di tenuta delle istituzioni più decentrate, e io ripeto, sono d'accordo con questo giudizio, io penso ci sia a maggior ragione la possibilità, è un problema di volontà politica ed è solo vostra a livello istituzionale, perché io più di chiedere non posso fare, quella di provare a mettere insieme tutti i soggetti, ribadisco, della domanda e dell'offerta, e provare insieme a costruire un nuovo modello anche sociale, non solo organizzativo, che pure ne abbiamo bisogno, come si diceva, sia per la sanità che per... E se i sindaci vogliono smettere, adesso mi verrebbe da dirla a slogan, sono una sindacalista, quindi abbiate pazienza, di denunciare solo il fatto che ultimamente svolgono un ruolo di esattori, allora siccome anche voi avete i vostri strumenti di rappresentanza, facciamolo assieme, evitate di svolgere questo ruolo di esattori e proviamo a costruire una proposta assieme che, in alternativa, e questo può valere per la regione che per il livello centrale. Noi ci stiamo, vi abbiamo fatto un sacco di domande, abbiamo un sacco di proposte, cioè davvero è incredibile il fatto che non ci si voglia confrontare con chi rappresenta il 35% della popolazione, perché CGIL e CISL rappresentano questo, non sono brustoline. Aspetta. Sì, credo che nel parlare della coesione sociale bisogna focalizzare il problema, nel senso che bisogna tenere dentro tutti e non solo coloro che ci sostengono. E allora io penso che prima cosa dovremmo fare intanto valorizzare le esperienze positive che abbiamo, perché non è tutto quanto negativo. Seconda cosa, che dovremmo avere una particolare attenzione soprattutto per quella parte della società, dei cittadini che stanno cascando in stato di povertà, cioè il fatto, come dire, che ci saranno quote di cittadini che non troveranno più lavoro, o se troveranno un lavoro sarà un lavoro precario, sarà un onere, come dire, che le istituzioni si dovranno far carico. Ci dovremmo far carico, come dire, di una quota di popolazione che sarà fragile sia da un punto di vista come dire, economico, sia da un punto di vista della propria salute, e abbiamo bisogno, come, di tenere insieme tutti, cioè, e anche chi produce ricchezza, insieme con questi dovremmo tenere insieme. Chiarissimo. Senegaglia. Secondo me bisogna mantenere e sviluppare il sistema che è il modello veneto dell'integrazione sociosanitaria. Quindi entrambi? Bisogna mantenere assieme, purtroppo si è smarrito, è stato smantellato il sistema sociale, perché è mancato un riferimento in questi 5 anni e bisogna chiaramente nel sociale saper leggere le necessità e innovare le risposte, perché ogni anno, ogni periodo ha bisogni diversi e quindi devi innovare la capacità di intervenire, perché adesso servono risorse per chi è senza lavoro e manca di ammortizzatori sociali, devi fare i piani con i comuni in modo tale di non dare l'elemosina a questa persona, ma di attivarlo all'interno di un percorso lavorativo significativo, gli dai la paga per questo percorso significativo. Cioè, il welfare generativo che si dice, no, alla fine significa questo, non ti do l'elemosina, non ti faccio la carità, ma ti inserisco all'interno di un percorso che ti ridà dignità e autonomia. Questa è la nuova frontiera sociale, però servono riferimenti e servono a smantellare l'integrazione sociosanitaria. Alle Gamberi una battuta. Preoccupata. No, la battuta che faccio proprio di sintesi è meno Stato, più società, in senso creare più comunità, recuperare coesione, quindi iniziative che partono dal basso e ricreano la comunità, e la famiglia è una di queste, l'abbiamo distrutta, l'abbiamo parcellizzata, dobbiamo recuperare questi valori, perché più creiamo comunità alla base e più creiamo uno Stato a servizio, in un principio di sussidiarietà di queste comunità intermedie,
e più diamo servizi, più diamo dignità e meno costi. Questo dovrebbe essere il leitmotiv della nuova politica del sociale. Bozza. Sì, non è facile di questi tempi e purtroppo c'è una crisi totale che attanaglia tutto e tutti. Abbiamo imprese che hanno chiuso, imprenditori si sono suicidati. Non è facile dare una risposta a questa situazione, secondo me. È molto difficile e avremo tempi molto più duri, sono convintissimo. Perché non vedo vie d'uscita, anzi vedo nero davanti. Sarà sempre più difficile contrastare e dare una risposta sociale. Onorevole. Sì, no, invece per me, per noi, la risposta c'è. Meno centralizzazione, meno nazionalizzazione e risposte che vengono dal territorio. Cioè, noi, perché diciamo prima il Veneto? Pensiamo al Veneto dal momento in cui noi dobbiamo sopperire a tantissime, come abbiamo detto prima, a tantissime altre situazioni. Quindi voi ribaltate le situazioni. Perché altrimenti se continuiamo a lamentarci, dicevo prima schizofrenia, continuiamo a lamentarci che ci sono tagli, che non ci sono soldi, né per il sociale, né per la sanità, né per la scuola, e poi continuiamo a fare e senza contare il discorso, ha detto bene, degli imprenditori. Io ho contato quanti sono i suicidi alla Camera, mi alzavo ogni settimana, anche ieri c'è stato un altro suicidio, ieri o l'altro ieri c'è stato un altro, effettivamente dal 2008 sono 9.000 i suicidi degli imprenditori e non sento risposte, non vedo risposte, non interessa a nessuno. Allora sarà bene che ci arrangiamo per conto nostro. Indipendenza. Presidente. Ma io credo che il futuro sia nella capacità di mettersi assieme, di fare rete, quindi i comuni, dai piccoli, medi e grandi, quindi rinunciare, quindi risponde alla provocazione rinunciare anche un po' a quello che è il campanile, è stato detto prima, magari a livello regionale ci devono essere degli incentivi o anche delle costrizioni, è una parola un po' grossa, perché i comuni in qualche maniera mettano insieme i servizi, perché si può fare economia. Ci sono decine di esempi anche nel sociale di servizi messi in comune tra i comuni che generano e liberano risorse per fare altre cose. Quindi mettersi assieme noi comuni, mettersi assieme con tutti gli altri stakeholders del sociale, quindi sindacati, imprenditori, mondo del volontariato, eccetera. Nel breve e nel medio credo che questo sia obbligatorio, perché sennò non si va avanti. Assessore, quindi rispondendo a quanto chiedeva anche... Fare rete, come diceva il sindaco, fare rete tra l'istituzione, tra il comune e gli attori della società civile, fare rete tra istituzioni nel territorio, quindi anche magari comuni contermini, ma soprattutto andare a tagliare gli sprechi lì dove effettivamente ci sono e spesso sono a livello centrale, non a livello locale dove il controllo dei cittadini è molto più attento e molto più pressante, quindi veramente andiamo a cercare gli sprechi altrove dove effettivamente ci sono e diamo risorse agli enti locali. L'ultima domanda, proprio perché alla luce di quanto diceva Santino Bozza, che lui è consigliere in un comune come Monselice, quindi piccolino, siete messi così male a Padova come risorse? Cioè, ne risentite tanto o... No, a Padova diciamo che stiamo facendo uno sforzo enorme, certo è una grande città e quindi da questo punto di vista è più attrattiva perché bisogna dirlo, a volte chi si trova in situazioni di difficoltà va verso la grande città perché sa quindi che magari c'è un welfare, c'è un sociale in grado comunque di dare delle risposte che a volte il piccolo centro non ha, quindi noi siamo un polo di attrazione sicuramente per i comuni contermini, stiamo veramente impiegando risorse notevoli, ma abbiamo bisogno che queste non vengano a mancare. Che cosa ne deduce ed è sposato in chiusura? No, ma è una discussione stasera particolarmente, a parte pacata e anche piena di contenuti, anche se con chiave di lettura diciamo personalizzata rispetto anche alle varie posizioni che tutti quanti abbiamo questa sera e ci sono. E quello che io credo è che sia importante il concetto dell'ottica sistemica per risolvere le cose, e però per poterlo fare è necessario che si eviti la conflittualità, che ci si metta insieme e come diceva prima il sindaco è difficile a volte mettere da parte la rappresentanza politica. Ecco, questo a mio avviso, aggiungo, deve essere proseguito anche dalla chiarezza di chi deve fare, perché io come cittadino a volte sono scoraggiato del fatto che non so quello che
posso avere, dove posso andare a cercarlo, parlo per cercare lavoro piuttosto che avere un incentivo su qualcosa. Io credo che se noi diamo anche una maggiore chiarezza rispetto alle cose che vengono fatte, perché secondo me comunque la nostra regione fa tante cose, il cittadino acquista anche più fiducia nelle istituzioni, perché almeno individua, dice che ok, poi magari può anche non condividere quello che tu proponi, però spesso c'è la carenza, almeno secondo me, di non sapere anche le opportunità che ci sono. Ecco, io risparmio così, e quindi... è un risparmio economico notevolissimo, se io non so... Maggiori informazioni. Bisogna dare maggiori informazioni dei servizi esistenti. Allora, io vi fondamentale questo. Sì, però ci siamo poi in chiusura. Ma credo che i cittadini non siano d'accordo quando dice, perché abbiamo chi ha rubato milioni e patteggiano, rubano 100%, patteggiano 10. Abbiamo imprenditori che avevano i soldi sulla carta, dove i politici hanno rubato soldi veri, loro li avevano sulla carta perché hanno fatturato. Però non sono stati pagati e quant'altro. Stai dicendo cose molto materiali. Di avere più coraggio e di dire che la giustizia, non c'è giustizia, c'è anche questo da dire. Non c'è giustizia. No, ma stiamo parlando di comunicazione di servizi, di quello che, che può il comune dare o fare. Posso grava su soldi. Posso dire una cosa, non è propriamente vero, faccio un esempio e chiudiamo. Pro domo mia. Il 5 per 1000 donato che il cittadino può donare tra le altre cose i servizi sociali del comune. Il mio comune da anni è ai vertici a livello nazionale, siamo il terzo comune del Veneto, il nono in Italia, quindi un comune di 27.000 abitanti, se tu guardi Roma, Milano, eccetera, per donazioni sia per cifra che per numero di cittadini che donano il 5 per 1000 ai servizi sociali del comune. Avete fatto tanta pubblicità. Anche, ma vuol dire che il cittadino ha fiducia nei servizi del comune, è chiaro, è un metodo, anche bisogna comunicarla questa fiducia, ma il cittadino sa che le cose che ci sono e che vengono fatte bene, il problema è migliorare da tutte le altre parti. La comunicazione. Benissimo, detto questo dobbiamo chiudere assolutamente, grazie a tutti quanti voi di essere stati qui con noi in studio, grazie a voi di averci seguito naturalmente da casa, buon proseguimento, buona serata, noi ci vediamo domani. Grazie. Buonanotte.